Birra Lasco. Aggiusta la giornata. Birra Lasco, spirito creativo. Ben ritrovati, stagione di ore 13 che va a chiudersi in bellezza con questo ciclo di puntate che abbiamo realizzato in stretta collaborazione con Alberto e Franceschi, che ringrazio per essere qui quest'oggi. Buongiorno. Ben tornato questo nostro e spero vostro ormai amico di Antenna 3, con lui altri due amici, un bentornato anche a Garofolini, Salve, buongiorno. Anche lui abituato, e un benvenuto ad Emanuele Prataliera, parlamentare giovanissimo della Lega Nord. Buongiorno. Lo dico per chi ci segue anche attraverso Facebook, che siamo tutti quanti in questo social network, compreso il simbolo del Signal che vedete, quindi avete poi modo in queste interazioni che abbiamo promosso quest'anno, se volete, di poter continuare la conversazione anche attraverso altri canali, anche perché, mi sembra simpatico dirlo, l'invito ad Emanuele Prataliera è arrivato da Franceschi tramite Facebook. No, a volte anche delle cose, cose positive. Diciamo sì, che si instaurano delle buone relazioni, ma soprattutto dei punti di vista per chi fa politica importanti. E io ne approfitto in questo senso allora da San Donà, ringraziare gli amici di LGBT che puntualmente fanno i link su queste cose, compreso uno poco fa proprio per la partecipazione di Prataliera alla puntata di oggi. Titolo: nel decreto del fare che fare cosa? Il decreto si chiama decreto del fare e c'è da fare. A questo punto io ho analizzato il decreto legge e ci sono delle criticità poste su dei paletti che sono stati messi all'interno di quelle che sono le agevolazioni, ma ormai i giornali stanno scrivendo da settimane su questo, e su questo aspetto in precedenza ho raccolto, e li vediamo magari anche, possiamo partire con il primo contributo, di ospiti. Ho chiesto cosa secondo loro c'è da fare per rilanciare l'Italia. Il decreto del fare è il decreto del rilancio dell'Italia. Scherzosamente, Prataliera, prima di fare il parlamentare, lei era? O è ancora? No, il dubbio no, non è più. Era? Sono assessore. Ah, è ancora assessore? Sì, sono ancora assessore alla viabilità, ma soprattutto sono figlio di un artigiano. Della provincia di Venezia. Provincia di Venezia, sì. Non c'è sono un artigiano nel settore lapideo, facciamo marmo. Non c'è incompatibilità? No. E allora, della provincia di cui ella mi è ancora assessore, Sì. ne proponiamo un'intervista alla Presidente Francesca Zaccariotto. Parliamo di imprese, parliamo di rilancio. In questo momento c'è un clima sconfortante delle imprese venete che si sentono non sufficientemente pronte per fare un rilancio. Bisogna pensare positivo. Quali strumenti potrebbero essere introdotti nel Veneto per un rilancio positivo? Ma io credo che bisogna agire a tutti i livelli istituzionali, quindi partendo ad esempio dai comuni, cercando di non applicare quella parte di tassa di IMU a livello comunale, quindi mettendo solo la parte obbligatoria che riguarda lo Stato, perché io credo che aumentare l'IMU per quanto riguarda capannoni, quindi attività artigianali, commerciali, industriali, sia assolutamente non andare incontro a quelli che sono i problemi oggi delle nostre imprese, sia cominciare anche a liberalizzare delle destinazioni d'uso che prima vincolavano determinate aree e quindi avere un'elasticità tale da poter lavorare su quelle che sono le richieste del mercato e quindi vincolare delle aree a rimanere per sempre aree con destinazione artigianale, quindi non rispondere magari a delle domande di affitto per quanto riguarda il commerciale o altri servizi,
servizi, io credo che sia non dare possibilità in questo caso anche agli stessi proprietari di poter recuperare delle risorse che sono fondamentali. Quindi cominciare ad avere un'elasticità che non apparteneva al passato come istituzioni, che vada incontro a quella che è una domanda che è sempre più in movimento, che viene dal territorio e che deve mettere nelle condizioni le stesse imprese di poter rispondere per recuperare delle opportunità. E poi ovviamente il tema più grande è quello della sburocratizzazione, perché mi pare ovvio che se oggi si riesce ad aprire un'attività, un'impresa a Londra in una settimana, non è possibile pensare che in Italia si debba passare un anno prima di poter fare impresa. Oggi chi fa impresa va incoraggiato, diventa un eroe, perché mi pare ovvio che sia più facile allontanarsi da questo paese per tutti i limiti che pone, con poi tutte le conseguenze che conosciamo, perché significa andare all'estero, significa non dare opportunità di lavoro. Invece oggi chi fa impresa va assolutamente incoraggiato. Quindi l'area agricoltura per esempio può essere uno sbocco, così come l'immateriale, ricerca e sviluppo? Assolutamente sì. Rieccoci in studio, allora d'accordo con la sua Presidente? Ma sì, sostanzialmente sì, oggi chi fa impresa è un eroe e questo lo sappiamo bene, ci confrontiamo tutti i giorni con quelle che sono le esigenze dei nostri imprenditori. Quello che non riesco a capire è se veramente chi è qualche scalino più in alto di me e con qualche anno di esperienza più di me se ne sia accorto di quello che stanno passando gli imprenditori, perché il titolo nel decreto del fare che fare non mi sembra che al di là degli annunci e di quello che è stato messo in evidenza poi il contenuto sia a vantaggio effettivamente di chi lavora, perché chi lavora non ha tanto bisogno di avere l'incentivo da migliaio di euro per, per comprare un mezzo nuovo, ha bisogno di non farsi scontare le fatture con tassi di interesse del 12, 13, 14% dalle banche, che sono cifre da usurai, magari perché avanza quei soldi alla pubblica amministrazione che non lo paga con anni di ritardo. Allora, questo è quello che gli imprenditori avrebbero bisogno di avere, risposte chiare alle esigenze reali. E sembra che proprio questo decreto del fare, che era stato annunciato in pompa magna come effettivamente un decreto che avrebbe dato respiro alle imprese, ma anche alle famiglie, pensiamo all'annuncio dei 550 milioni di euro di sgravi per le bollette elettriche che sarebbero andate effettivamente a vantaggio delle famiglie. Poi si fanno i calcoli, mi sembra che li abbia fatti la CGIA di Mestre, vado a memoria, e si scopre che all'anno una famiglia media di 4 persone con questi sgravi vada a risparmiare circa dai 15 ai 20 euro. Di cosa stiamo parlando? Fumo negli occhi. Tanto fumo e poco arrosto, come aveva detto il mio segretario federale Roberto Maroni. Prima telefonata, buongiorno. Abbiamo tempi molto stretti, quindi... Ah no, ma abbiamo Marco Nardin, allora, il presidente di Nazionale Confartigianato Giovani. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, in questo decreto del fare lei vede motivi di speranza? Da giovane e da giovane imprenditore? Io vedo motivi per muoversi, per darsi da fare noi come giovani, per riprendersi il presente. Questo è il decreto di non continuare a far niente, cioè a buttare fumo negli occhi e continuare a vessare quelle imprese che sono il tessuto produttivo che tiene in piedi l'Italia. O ci rendiamo conto che si devono tutelare le imprese o il passo successivo non ci sarà. Invece questa mi sembra una presa di posizione per tutelare quelle rendite che negli anni si sono portate avanti, cioè quei costi improduttivi che ormai le imprese non possono più assorbirsi. Cioè noi come giovani dobbiamo capire che dobbiamo prenderci il presente, perché il presente è quello che fanno le aziende facendo del proprio lavoro una missione sociale, perché noi con i nostri collaboratori siamo diventati un welfare. Quindi se tutte le istituzioni... mi scusi Nardini, c'è una domanda per lei dall'editore del Signal De Franceschi, prego. Volevo sapere, siccome giustamente tu parli di fare, allora mi piacerebbe capire come giovane imprenditore se nello start-up della tua azienda, cioè nella fase iniziale, sei interessato molto a un finanziamento all'80% sui macchinari. Assolutamente, noi tutto quello che stiamo chiedendo sono agevolazioni per continuare a fare quello che sappiamo fare, cioè lavorare ed essere parte sociale. A noi gli incentivi per assumere gente non scolarizzata o gente che è a casa da 6 mesi, noi dobbiamo tornare a fare
quello che è la tutela dell'impresa. Non c'è nessuna mossa da parte del governo, nessuna, che va in questa direzione. Sono tutte mosse per proteggere le loro poltrone. Scusami, quindi se non capisco male, piuttosto l'accesso al credito rispetto che al finanziamento agevolato sull'acquisto di macchinari, quindi beni materiali? L'accesso al credito è un problema annoso. Bisogna cominciare a far capire alle banche che devono investire nell'economia reale, non come stanno facendo ancora nella speculazione finanziaria, perché non è cambiato niente nell'asset del sistema bancario, che resta un sistema privato e cura solo i loro interessi. Ricordiamoci che dalla produzione si tira fuori valore aggiunto, da nient'altro. D'accordo, grazie mille allora al Presidente nazionale di Confartigiano Giovani per essere intervenuto. Parliamo di banche. Le banche, abbiamo detto forse anche altre volte, che hanno preso con la mano sinistra, perché quella sono dei ladri, dei soldi dalla Banca Centrale Europea all'1% per poi rivenderli al 5%, che mi sembra una roba, d'altronde non è colpa della Banca Centrale Europea, perché la Banca Centrale Europea non può finanziare gli stati, cioè non ha questa possibilità. Le banche devono fare. Le banche devono fare e dovrebbero farlo anche mantenendo certi carismi che dovrebbero essere anche accettabili e alla portata delle famiglie, delle persone che richiedono questi mutui, questi finanziamenti, perché innanzitutto oggi, e come Adico ci stiamo anche organizzando, vogliamo monitorare un attimino se questi tassi di interesse che vengono applicati sul mutuo sono veramente dei tassi di usura o meno, perché scopriamo poi che nelle condizioni contrattuali molte volte, al di là di quello che è un tasso proposto, in realtà scopriamo poi che ci sono delle penalizzazioni all'interno della rata qualora uno che non riesce ad adempiere al pagamento regolarmente o qualora qualcuno vada anche in negativo rispetto a quella che è la disponibilità che ha un conto, gli vengono applicati degli interessi ulteriori a quelli che già paga, che vanno a sforare quelli che sono gli interessi che la Banca d'Italia prevede come interessi d'usura. E in questo senso c'è stata anche un'importante sentenza della Cassazione che in questo senso ha stabilito che il contratto può diventare nullo, richiede gli interessi indietro e addirittura prevedere la possibilità di restituire capitale senza gli interessi. Però è vero che se la banca in questo senso non si sta comportando come dovrebbero fare nei confronti delle imprese, ma soprattutto anche delle famiglie e dei giovani, non dando la possibilità a questi di potersi creare un futuro, è anche vero che in questa situazione che ci sta sguazzando alla grande sono le finanziarie e le società di recupero crediti, che sono delle realtà che operano nel nostro territorio, che stanno veramente tartassando e coinvolgendo le persone veramente in maniere più incredibili, soprattutto applicando delle condizioni contrattuali pazzesche. Sì, allora Carlo, io adesso volevo farmi una cosa riallacciando anche al discorso che ha fatto Emanuele Prataviera prima. Allora, il risparmio sull'energia 15 euro. Ok, l'aumento progressivo dell'IVA con l'1%, 225 euro alle famiglie. Cioè, non so. Sì, e poi deve aggiungere i 75 milioni di euro previsti per fare queste misure, da dove perché non è che la torta miracolosamente cresce con il lievito. Se tu togli 550 milioni, ad esempio, in quella copertura, poi dove li vai a prendere? 75 milioni di euro sulle accise della benzina e poi i bolli. Altri 45 milioni di euro dai bolli che entreranno solo dai bolli per le demolizioni auto, eccetera, più tutti gli altri euro e 60 di bollo che è scattato ieri. Diventa un lusso anche demolire l'auto che non ci si riesce più a mantenere? Cioè uno adesso deve spendere 4 bolli, prima erano 14,62 euro, adesso saranno 16 euro, sono 4 Sì, quindi però l'operazione... 2 minuti, torniamo. Birra Lasco. Aggiusta la giornata. Birra Lasco, spirito creativo. Rieccoci in studio, secondo contributo immediatamente, Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. È con noi Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Allora, si parla di Veneto, si parla di crisi, però bisogna avere un sentimento anche di ricrescita e rinascita. Chiediamo al Presidente quali sono le iniziative del Veneto per il rilancio del Veneto. Beh, abbiamo fatto alcune scelte specifiche in Consiglio nell'approvazione dell'ultimo bilancio, è stato messo a disposizione attraverso Veneto Sviluppo una settantina di milioni di euro con varie iniziative
e oltre a questo anche un capitolo della solidarietà per andare incontro alle famiglie che hanno necessità primarie come pagamento di bollette e altre spese del genere. Ma per la ripresa ci sono circa 70 milioni di euro, come dicevo, che passano attraverso Veneto Sviluppo, sono per le imprese, per l'imprenditoria giovanile e femminile, per i giovani anche nel settore agricolo, è tutta una serie di norme che possono portare ad aiutare le aziende in questo momento di difficoltà per uscire dal tunnel. E quindi agricoltura, rilancio dei brevetti, marchi, ingegno. Sì, e soprattutto anche ricerca e innovazione, perché è in questi momenti che bisogna aguzzare l'ingegno e trovare anche vie e soprattutto anche soluzioni nuove, soluzioni e vie che per quanto riguarda il nostro Veneto e l'Italia poi siamo sempre stati all'avanguardia e ci hanno fatto sì di essere primi nel mondo. Rieccoci in studio. Sia durante la pubblicità che durante il contributo gli ospiti hanno continuato incessantemente a conversare. Prataviera, lei è in una giunta provinciale in cui è alleato del PDL. Sì. Credo lei sostenga la giunta Zaia, poi sentiremo anche il Presidente, in cui siete alleati con il PDL. Sì. Lei parlamentare a Roma contro il PDL. Sì, la questione qua non è più, secondo me, una questione partitica. E lo dico non per rispondere in politichese, ma per far passare un messaggio. O noi iniziamo con gli uomini che fanno politica, fanno impresa, fanno istituzioni, fanno opinione come fate voi, a fare il sistema per fare in modo che questo territorio si riscatti, oppure qui non veniamo più fuori. È chiaro che il PDL ha la questione più grande al proprio interno da risolvere. Vogliono essere un partito territoriale che aiuta il territorio e che è coerente con quello che fa in giunta a Venezia, in giunta provinciale a Venezia e in giunta regionale in Veneto e negli altri comuni. Piuttosto che in Lombardia, piuttosto che in Piemonte. Certo, vogliamo farla o no sta macro regione? Ci danno una mano o no a fare sta macro regione? Sì o no? Perché se noi non facciamo questo, il governo potrà rinviare di 3 mesi in 3 mesi l'IVA. Oggi, perché calma, l'Italia dal mio punto di vista non decide quasi più nulla. L'80% arriva da Bruxelles. Arriva a Bruxelles, io sono in Commissione Politiche Comunitarie, vediamo tutti i provvedimenti arrivare, l'80% escono da là. Ma Letta è in Consiglio Europeo che sta decidendo con la Merkel cosa fare in Italia, è pazzesco. È pazzesco. Allora, o noi iniziamo come territorio a fare il sistema, e è la battaglia che noi speriamo che il PDL, ma anche il PD, anche tutti, o facciamo, o difendiamo il abbiamo Andrea Causin, lo saluto, nella lista, nella centrista di Monti. Buonasera Causin, buongiorno Causin. Buongiorno a tutti quanti gli spettatori. La sta criticando come parte politica Prataviera Lega Nord, dicendo che voi, insomma, voi come governo, non lei in particolare, ma io credo che lei sia molto vicino al presidente Monti, non state facendo ciò che serve. Ma dipende che cosa significa fare ciò che serve, perché se fare ciò che serve, fare le politiche della Lega degli anni scorsi, in cui ha fatto delle promesse su federalismo, su altre cose, poi sono state smentite, salvo poi trovarci in condizioni di default finanziario, è meglio fare ciò che non serve. Io penso che oggi invece il governo Letta non stia facendo delle cose straordinarie, ma stia facendo delle cose importanti anche grazie al tesoretto, alla condizione di sicurezza che è stata lasciata al governo Monti. Il decreto fare altri provvedimenti, ma anche il decreto sulle emergenze ambientali mettono a disposizione delle risorse economiche importanti che possono fare ripartire le attività economiche, e questo mi pare che sia qualcosa. Una battuta a testa per lei da De Franceschi e da Prataviera. Prima Prataviera, prego. Sì. No, intanto saluto Andrea Causin, con il quale a Roma anche parliamo spesso di queste Ciao. cose. Ciao Andrea, ma io volevo chiederti una cosa, tu sei d'accordo col federalismo? Io sono assolutamente d'accordo con E allora perché non chiedi, visto che sono pronti, basta firmarli, e sai perfettamente che il federalismo non è stato affossato alla Lega, ma quando è arrivato il governo Monti non è stato progredito al lavoro nelle commissioni, è stato volutamente bloccato dal governo. Siccome poi qui il federalismo è troppo grande, vorrei chiedere a entrambi perché non viene fatto la legge sui costi standard in sanità. Che mi risulta, e mi si dica, che io vorrei che qualcuno mi dicesse che sono uno sciroccato, ma mi dite voi parlamentari che può valere un risparmio nel bilancio dello Stato dai 5 ai 20 miliardi all'anno, che vuol dire IMU, vuol dire IVA, vuol dire quant'altro, dai 5 ai 20 miliardi all'anno, così mi dicono. Mi risulta che la legge era pronta, lasciata al governo Berlusconi, né Monti né Letta lo stanno toccando. Perché Causin?
Ma il governo Monti è saltato proprio su queste cose, sull'eliminazione delle province, su... No, non giriamo, non chiesto. Costi standard, perché non si fa? In sanità? Non si fanno perché i partiti della Seconda Repubblica, che sono ancora i protagonisti della terza, non li hanno voluti. È molto semplice, questa domanda Andrea, lunedì mi dai una mano, lunedì ci dai una mano a ripresentare... Io chiedo a due parlamentari qua, di due parti che sono in opposizione in questo tra l'altro momento. Prattaviera sa che su qualche emendamento intelligente fatto dalla Lega io voto a favore anche Causin, di io ho qui uno in studio e un amico come lei al telefono, di fronte a due parlamentari che non vanno politicamente d'accordo. Vorrei che uno dei due mi dicesse che sono uno sciroccato quando ripeto che mi dite, voi parlamentari, non voi due, che i costi standard possono portare alle casse dello Stato un risparmio dei 5 ai 20 miliardi all'anno. 30 Bisogna farli e sarà una delle nostre battaglie. Gli ho chiesto, sono uno sciroccato o dico una cosa vera? No, è una posizione molto intelligente la sua. No, intelligente, è vero o è una balla che può essere un risparmio di 5 ai 20 miliardi? È vero, ma non solo sulla sanità, anche su tantissime altre cose. Causin, 20 miliardi sono l'IMU, sono il punto dell'IVA, non solo non si fa il 22, si torna al 20 con 20 miliardi in tasca di costi standard. Mi domando che classe politica infame abbiamo in Italia che non fa un risparmio di 20 miliardi andandole a prendere non dalla sanità sana del Veneto o dalla sanità sana della Lombardia, ma da quella malata che cura male i campani, quella malata che cura male i siciliani, che li lascia morire nei corridoi, nelle fanterie. No, che poi li manda qua a curarsi e non paga. Pazzesco. De Franceschi. Scusa un attimo Andrea, volevo chiedere una cosa anch'io. Sul decreto del fare, tu hai visto sicuramente l'incentivo per i macchinari. So che sei una persona che ha anche un'attività che si occupa a grandi linee di queste cose qua. Quell'articolo di normativa di finanziamento, secondo te lo ritieni sufficientemente valido o è il solito palliativo per dire abbiamo fatto qualcosa? No, io poi spero che nell'iter emendativo non vengano fuori pasticci, ma quella è una delle cose che abbiamo proposto noi. Ti riferisci alla Sabatini, immagino? Sì. Sì, no, quella è una cosa che noi abbiamo proposto e su cui teniamo molto e vigileremo anche poi nel percorso emendativo del decreto perché non venga cambiata, ma che ci siano soldi veri, non ci sia soltanto uno specchietto per le allodole. Grazie mille Causin, mi scusi se mi sono scaldato ma non resisto. Grazie mille, lei è d'accordo da consumatore che questa è una vergogna della politica italiana? Questa è una vergogna perché io qua vorrei che ci fossero le famiglie che prendono 800-900 euro al mese, che gli andiamo a spiegare queste cose e soprattutto gli andremo a spiegare cosa gli attenderà a queste famiglie da qua a fine anno in previsione di quelli che sono questi continui rinvii che questa classe dirigente in questi giorni, in questi mesi sta attuando. Noi pensiamo che una famiglia normalmente da agosto, per chi ha la fortuna ancora di rientrare dalle ferie, avrà l'iscrizione dei figli a scuola a settembre, avrà... I libri di testo? Certamente libri di testo che per chi ha parte uno stipendio, per chi ha due figli parte uno stipendio. Parte uno stipendio perché solo tra il kit scolastico e la tassa di iscrizione senza contare gli accessori ci sono circa 1.000 euro per due figli. Poi abbiamo uno stipendio, poi abbiamo comunque il problema dell'IMU che sostanzialmente non si capisce se la prima rata dovrà essere versata a settembre e comunque andrà a saldo a dicembre. Abbiamo la TARES che se anche oggi è stata rinviata a fine anno comunque verrà conteggiato il saldo retroattiva da gennaio del 2013. Abbiamo il problema comunque dell'IVA che rimane un nodo aperto che andranno a subire. IMU, TARES, IVA, secondo De Franceschi, visto che parliamo appunto del fare, dato che non lo chiedo a Prattaviera, se no mi sembra di sparare sul pianista, perché la classe politica i costi standard in sanità non li vuole fare, che recupererebbe la cifra che pare che nessuno mi contesti. Chiedo scusa, non li fa. Pronto? Abbiamo l'onorevole Antonio De Poli, grazie mille. Ben, ci siamo visti recentemente, tra l'altro a una manifestazione dell'UIC, quindi lo saluto, lo ringrazio, saluto anche gli amici dell'UIC che erano l'altro giorno qui in studio e lei poi ha visto i link proprio su Facebook. Benvenuto De Poli. Grazie a voi. Senta, lo chiedo anche a lei, visto che lo chiedevo prima un attimo fa a Causin, perché al di là delle parti politiche mi si dice che i costi standard in sanità varrebbero un risparmio per lo Stato italiano del 5 ai 20 miliardi all'anno, c'è la legge lasciata, mi sembra una delle cose buone che ha fatto il governo Berlusconi, non applicata perché poi è caduto il governo, e né Monti ieri né Letta oggi, che lei sosteneva e sostiene, la fanno. Ma io credo che i costi standard siano una delle cose che si devono
che si devono fare, si devono raggiungere nell'obiettivo di poterli fare. De Poli, chiedo scusa, mi dica, lo chiedo anche a lei, lo chiesto così, sono uno sciroccato se dico che possono valere dai 5 ai 20 miliardi di risparmi per lo Stato all'anno? Beh, la cifra di risparmio direi una bugia, sicuramente sono tanti, adesso la cifra esatta io non... No, esatto, ho detto dai 5 ai 20, la forbice è grande, non Diciamo parliamo di 100 che milioni. Sicuramente sono nell'ordine di diversi svariati miliardi, su questo non c'è dubbio. Perché non si fa? Perché non si fa? Posso dire, c'è un problema diverso. Dopo, se vogliamo dire si fa, non si fa, ok. Allora, il principio è corretto e giusto, ma per poter applicare un principio corretto bisogna cominciare ad intervenire con delle possibilità attuative che possono essere tali. Se noi applichiamo oggi meglio in certe ASL, se parliamo di costi standard, diciamo sulla sanità o su moltissime altre cose, sia al nord o in particolare anche al sud, ma anche nelle nostre realtà, ci sono una diversità di costi che chiaramente per poter arrivare a dei costi standard servono dei percorsi attuativi che devono avere una certa tempistica, perché se no, se noi li applichiamo domani mattina significherebbe far saltare tutto il sistema sanitario nazionale, tutto il sistema che ne so meglio di altre cose, eccetera, eccetera. Allora, di principio sono perfettamente d'accordo, li applicherei ieri, non domani, ma dobbiamo avere la capacità e la forza di dire vanno applicati seguendo un percorso reale di applicazione che deve tener conto in realtà, ad esempio in Veneto si possono applicare in 6 mesi o in un anno, in Calabria, faccio esempi a caso, chiaramente non me ne vogliono i calabresi o meglio i veneti, ma è così, in Calabria ci vogliono 3 anni, però voglio dire, si deve cominciare un percorso reale, De Poli, perché c'è l'onorevole Pratadiera che vuole intervenire, non volevo interrompere, ma i tempi intervenire sono questi. Pratadiera. Buonasera, buongiorno senatore, ma io volevo capire, perché non ho capito molto bene al suo intervento dove vuole arrivare. Non ho capito chi parla. L'onorevole Pratadiera, Lega Nord. Ah, scusa, perché non No, certo, prego De Poli. C'è un recall. Ma sto percorso che doveva essere già finito 2 anni fa e poi è caduto il governo Berlusconi e tutte cose che la gente sa perfettamente, lo vogliamo iniziare un giorno oppure no? Perché se lei continua a dire ma perché in Calabria c'è una situazione diversa dal Veneto e quindi dovremmo farlo ma non lo facciamo perché, cioè, o si fa e lunedì mattina insieme magari chiediamo a Letta che lo faccia, ma lo iniziamo a fare, oppure non ci arriveremo mai, perché sennò è come nel 2006 quando c'era stato il referendum sulla devolution, anche il suo partito all'epoca aveva detto ma per entrare in applicazione la devolution... De Poli, se vuole rispondere, poi c'è una domanda di Franceschi, prego. Guarda, rispondo brevemente alla demagogia della Lega. Ma che demagogia? È pragmatismo, non è demagogia, la sua è demagogia, il mio è pragmatismo. Perché andare al di là, ha governato per 10 anni, negli ultimi 12 poteva farlo tranquillamente, se aveva capacità, numeri alla Camera e al Senato per poterlo fare. Tu dal 2001 al 2006 eri con noi, non ci hai aiutato minimamente a fare quel lavoro, dai, ci stiamo prendendo in giro. Questa è la verità. Sì. Allora, scusa, abbiamo pochi minuti De Franceschi per lei, De Poli, telegrafici, 30 secondi di Franceschi, 30 secondi a lei per una domanda e risposta. Antonio, buongiorno, io volevo solo chiederti una cosa, ritieni che per poter pagare imposte, per poter fare qualcosa, la prima manovra da fare è ricreare un risparmio sulle famiglie, cioè che le famiglie in qualche maniera abbiano un sistema che possa rimanere loro in mano qualcosa e quindi fare un risparmio da poter spendere? De Poli. Ma sicuramente questo è uno degli obiettivi che noi abbiamo sempre perseguito, che è quello di far sì che le famiglie, in modo particolare che quelle che hanno figli o comunque anche genitori, per caso anziani che hanno bisogno di assistenza, possano avere la possibilità di avere un contesto di spesa e la possibilità di poter vivere tranquillamente e dare un futuro ai propri figli e un'assistenza ai propri papà e alle proprie mamme. Grazie mille, De Poli, a salutarlo, devo dare l'energia, 2 minuti. Grazie.
Telegrafici, tempi strettissimi, contributo filmato, Luca Zaia, Presidente Regione Veneto. Luca Zaia, Presidente Regione Veneto. Stiamo parlando di impresa. C'è sempre un clima abbastanza sconfortante di depressione, bisogna pensare al rilancio. Quali iniziative la Regione ha pensato per questo rilancio del Veneto? Beh, io partirei da un presupposto, innanzitutto che solo i pessimisti non fanno fortuna. È anche vero che bisogna sbarcare il lunario, è pur vero che abbiamo 170.000 disoccupati e un ragazzo su 2 praticamente non lavora o ha difficoltà sul lavoro in Veneto, però noi abbiamo delle soluzioni, quelle che competono a noi, che sono quelle di aver aiutato ad esempio in questi 3 anni 5.000 imprese con i fondi di Veneto Sviluppo, quindi l'accompagnamento e l'accesso al credito, aver dato vita a nuove imprese, investire nell'internazionalizzazione. Vediamo che le aziende che tengono sono quelle che hanno mercati esteri, ma poi c'è una soluzione generale che è quella di avere un po' di più palle, come si dice, a livello nazionale, visto e considerato che si dice sempre che ci vogliono più tasse per pagare i debiti il debito pubblico. Noi invece una soluzione ce l'abbiamo, che è quella di imporre a tutta Italia di vivere con i costi della pubblica amministrazione del Veneto. Il risparmio nazionale sarebbe di 30 miliardi di euro, che è più di 1/3 dell'interesse sul debito pubblico. E quindi un sentimento di fiducia al futuro. Ricordo anche che l'assessore alle attività produttive dell'agricoltura diceva che l'agricoltura potrebbe essere uno sbocco per le imprese residenti. Beh, decisamente sì, guardi, io quando sono andato al Ministero ho tolto tutte le foto dei vecchi dell'agricoltura, ho messo tutte le foto dei ragazzi in agricoltura e penso di aver avuto ragione di essere stato un precursore, cioè poi i risultati si sono visti. L'agricoltura è l'unica che ci salva e cresce ancora. L'immateriale, cioè i brevetti, ricerca e sviluppo, possono essere un sistema di rilancio? Beh, io penso, l'ho sempre detto, che più che allargare i capannoni dobbiamo allargare i cervelli e questa è una grande verità. I paesi che crescono sono quelli poi dell'innovazione, della ricerca, sono quelli che comunque portano valore aggiunto in contesti come il nostro dove i costi di produzione oggettivamente non sono quelli dei 5 euro al giorno di un cinese o di 1 euro al giorno di un indiano. Si direbbe che Zaia dia ragione a me. Si direbbe... No, mi pare di sì, ma la questione dei costi standard della sanità, e da un pezzo se ne parla, è sicuramente una soluzione per eliminare innalzamenti su altri fronti tipo IMU, IVA e quant'altro, quindi sicuramente Zaia dà ragione, ma come abbiamo sentito anche prima Emanuele, è quella una dei cavalli che stanno correndo in Lega Nord, no? Se non ho capito male. Ecco. Sì. Come se la spiega questa inefficienza, questo immobilismo della classe politica su un tema che mi sarebbe così banale, perché la legge è già scritta, è già pronta, sta lì neanche nel cassetto, sopra il tavolo. Per me, io la spiego per il fatto che chi governa ormai questo paese lo fa da troppi anni e vive la politica in maniera distaccata rispetto a quelli che sono i reali problemi del paese. La seconda cosa, dico che per me è un eroe anche il laureato che va a fare i lavapiatti e non solamente chi apre l'impresa, perché oggi comunque c'è una disperazione totale, c'è anche un contesto in cui le imprese hanno anche approfittato per rivedere quelle che erano delle condizioni sociali con cui i lavoratori operavano da tanti anni, mettendo in discussione anche quelli che erano dei privilegi e dei contratti che rispetto a una volta si è tornati indietro di oltre 10 anni e le paghe sono tornate ad essere quelle che erano in lire rispetto a quelle che dovrebbero essere in euro. Poi abbiamo anche una cosa che noi monitoriamo, è vero che c'è una creazione di Vediamo una telefonata, chiedo scusa, perché abbiamo un work in progress questa trasmissione, abbiamo Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, mettiamo si chiama Fratelli per cortesia, non Fratelli d'Italia per esteso. Speranzon, decreto del fare, le piace oppure no? Ma mi pare che ci siano tante parole altisonanti, ma che poi alla fine le misure previste dal governo per combattere la disoccupazione siano assolutamente insufficienti. Quindi deludente, certo, va nella direzione giusta ma senza il sufficiente coraggio. Scusa Raffaele, volevo farti una domanda proprio perché siamo un po' di fretta. Aspetto casa, è stato tutelato con i paletti o no? 2, aspetto IMU. Sì, no, cioè queste sono le cose che gli italiani in questo momento si chiedono. Sì, e terzo, perché l'aspetto casa è tutelata con i debiti verso il fisco, non è tutelata nei debiti verso i privati. Allora, parto dalla fine. Aspetto casa, l'IMU no, dovrebbe essere cancellato, ma questo
ormai non sappiamo più nemmeno come dirlo, nel senso che la situazione che gli indici che quotidianamente leggiamo relativi al dato dell'edilizia, agli occupati in quel comparto, alle compravendite immobiliari, al calo del valore patrimoniale degli immobili che rappresentano la ricchezza per il nostro paese, visto che abbiamo l'80% e oltre delle famiglie che è proprietario di case. Tassare la prima casa significa impoverire l'Italia, per cui l'IMU va cancellata e dispiace assistere al balletto delle dichiarazioni che da 2 mesi vari esponenti sia del PDL che del PD fanno sull'argomento senza che sia chiara la posizione poi del governo. Una battuta prima di salutarla, perché io so che voi siete 3 coordinatori in Veneto, Fratelli d'Italia, una è Marina Buffoni, ho visto un link sempre su Facebook, c'è anche lei, raccolta di firme perché le dimissioni di Cécile Kyenge, firma anche lei? Guardi, io sicuramente non vedo in questo ministro l'atteggiamento... Firma per chiedere le dimissioni? Sì, firmo per chiedere le dimissioni perché... Ma io firmo per chiedere le dimissioni di tutto il governo. La vuole salutare anche un suo collega di giunta, abbiamo qui Emanuele Papaliera. Ciao Raffaele. Ciao Emanuele. No, credo che su questo io e Emanuele siamo perfettamente concordi. Grazie non mille, solo per mandare a casa la ministra Kyenge, ma per mandare a casa questo governo che certamente non è in grado di affrontare i problemi che quotidianamente affliggono la nostra comunità. Grazie mille, ricordiamo che Fratelli d'Italia nello sbriciolamento delle coalizioni preelettorali, così come la Lega Nord che era alleato al PDL e all'opposizione, così come SEL che era alleato con il PD e oggi all'opposizione. Dobbiamo subito dare linea regia. Facendo davvero fatica con i tempi, 13ª. Sì, 13ª, noi abbiamo fatto un'indagine anche l'anno scorso per capire quali sono, per chi ha la fortuna e la reale disponibilità di poterla impegnare per far fronte a quelle che sono le esigenze ormai che le famiglie hanno, e sostanzialmente è emerso che il 64% del nostro campione ha dichiarato che è già ipotecata sin dall'inizio dell'anno per far fronte a tutti gli arretrati. Sulla 13ª ci siamo giocati anche i restanti 36? Nessun sospetto, dato di fatto, se il governo va avanti a posticipare di 3 mesi in 3 mesi in 3 mesi tutte le manovre IMU, TARES eccetera, lo fa perché probabilmente si rende conto che le famiglie non riescono a pagare perché non hanno disponibilità, non riescono più a fare neanche la spesa, risparmio, esatto, grazie. E quindi per farli pagare li spalmano tutto sulla 13ª, ma il problema qual è? Che soprattutto in Veneto tantissimi hanno la partita IVA, la 13ª non ce l'hanno. E anzi li chiedono a novembre, questa è una cosa veramente subdola, hanno aumentato tutti gli anticipi IRPEF, IRAP, IRES, ma stai scherzando? Ma ci sono anche imprese che non riescono più a garantire la 13ª e la danno a gennaio, a febbraio. La più grande è quella proprio dello slittamento dell'IVA a dicembre per il recupero con gli anticipi sulle tasse, che non ci sia anche qualche innalzamento dell'aliquota. Assurdo, cioè, effettivamente manca risparmio. Non ci sarà, già non c'è risparmio, ma ce ne sarà ancora meno. Questo è il problema di questo modus operandi. Dal tributarista, come vedi che stanno andando le cose, siamo arrivati dal tributarista le dico molto semplicemente, sta succedendo questo, la gente non paga. Quindi è inutile scrivere aumentiamo l'IVA o facciamo questo. L'IMU, io ho certezza che l'IMU, la gente è arrivata in studio, se l'è presa, se l'è messa nel cassettino, aspetterà qualcuno che gliela chiede. Stessa cosa andrà per l'IVA o per altre cose. Ma poi le famiglie hanno cambiato... è il problema più grosso che c'è in questo momento, che non pagano l'IVA. E è la dimostrazione pratica della teoria della curva di Laffer. Sbaglio? La curva di Laffer, lei la può spiegare meglio di me, magari chi ci ascolta che non la conosce, ma è quella curva per cui arrivato in cima tu non riesci più a supportare il sistema perché vivere praticamente ti costa più che non vivere. E quindi c'è una caduta proprio a verticale, non c'è una caduta a curva, ma c'è una caduta ma io dico che dobbiamo scendere fino a una povertà che ci possiamo permettere. Sì, ma Fabio, il problema è che oggi le famiglie stanno rinunciando di fare prevenzione, non vanno più dall'oculista, non vanno più da dentista, hanno cambiato l'abitudine a tavola, mangiano meno carne, mangiano meno pesce, ormai stanno rinunciando a tutto nel tentativo di risparmiare e sappiamo che la crisi ormai della 4ª settimana è stata anticipata alla 3ª. Siamo alla 2ª. Pronto? Abbiamo al telefono il Presidente Zaccariotto. Buongiorno Presidente Zaccariotto. Buongiorno a voi.
Cedo la parola a chi è intervistato già in occasione di un'inaugurazione. Sì, Francesca, la richiesta era, oggi ho letto sulla tua pagina Facebook un intervento pungente sul decreto fare, se ce lo vuoi riproporre che così lo aggiungiamo alla massa delle altre dichiarazioni fatte fino a qui. Ma quello che io continuo a dire è che è uno in giro perché non voler aumentare l'IVA, perché ci si augura che la gente possa continuare a spendere, in realtà si mette nelle condizioni la gente una confusione totale di pagare anticipatamente delle tasse che sono ancora maggiorate rispetto a quelle che si pagava prima, quindi anticipiamo noi per lo Stato, mentre lo Stato continua a sostenere delle spese, quindi merita ricordare il costo degli F-35 che alla fine permetterebbero non solo di non aumentare le spese, ma anche di non applicare più l'IMU e di fare delle scelte che non sono quelle di prendere degli aerei per andare in una guerra che non ci sarà, ma sono quelle di mettere tutti i cittadini di andare in guerra perché non hanno lavoro, non hanno soldi e sono nelle condizioni, pensiamo ai nostri giovani, di non avere alcuna opportunità. Quindi io credo che mascherare in una confusione totale attraverso questo decreto quelli che sono ulteriori costi a carico dei cittadini sia una cosa assolutamente non solo grave, ma di ulteriore presa in giro che passa attraverso un inganno. Una battuta, ieri c'era qui Brugnaro che parlava della città metropolitana. Lei, Presidente della Provincia di Venezia, istituzione che dovrebbe cedere il passo alla città metropolitana. Per lui è la grande occasione per Brugnaro del rilancio di questo territorio. Per lei? Ma per Brugnaro, che saluto, è sempre stata una grande occasione, potrebbe esserlo se la riempiamo di contenuto e invece purtroppo questo non sta ancora accadendo, stiamo discutendo di confini e di poltrone e non discutiamo invece di servizi, quindi sicuramente la città metropolitana sarà un'opportunità, però bisogna lavorarci e quindi io mi auguro che si passi da una discussione di carattere puramente politico ad una discussione di sostanza e di contenuti. Grazie mille Presidente, grazie di aver partecipato. Il Sastino di Livenza, ricordo male, è dentro la città metropolitana e fuori? Sì, no, è all'interno della provincia di Venezia, sarà da vedere cosa sarà la città metropolitana. Il territorio, ma a oggi? Cioè, perché c'è la contiguità. Sì. Anche se il Presidente, anzi se, scusate, il Sindaco Orsoni ha detto che comunque la città metropolitana non sarà mai quella di Gruaro o di San Stino di Livenza o di Noale, ma sarà di Venezia. Quindi per far capire che sarà Venezia centrica e non territorio centrico. Da Annualese? Da Annualese no, io sulla città metropolitana mi sono occupato ancora quando è sorto il problema, non so se ti ricordi, mi sembra un po' una caccia alla sedia. Concordo. Invece cioè, io non capisco, la città metropolitana dovrebbe essere un aggregatore, un sistema di far sinergia e ottimizzare la spesa, invece qua cioè, io non capisco perché c'è tutti che richiedono chi comanda, chi dirige, chi governa. Telefonata, pronto? Buongiorno. Allora, buongiorno Gasparri, Fioravanti, come sta? Bene, lei come sta? Non c'è male, mi fa piacere di risentirla, ci siamo visti l'ultima volta a Verona con il Presidente Berlusconi alla sua prima uscita da quando aveva lasciato l'incarico di Presidente del Consiglio. L'ho chiesto ad altre persone prima Gasparri, che attualmente sono sue alleate, tra virgolette, in questo governo Letta. Voi lasciaste, appunto lasciò Berlusconi, i costi standard in sanità. Perché né Monti prima né Letta oggi li tirano fuori dal cassetto e ci fanno risparmiare la montagna di soldi che farebbero risparmiare? Ma guardi, molte sono le cose da fare, lei ne cita una, io mi auguro che questo tema, come tanti altri, riemerga, anche perché siccome c'è necessità di evitare in maniera definitiva l'aumento dell'IVA che è stato bloccato, il pagamento dell'IMU sulla prima casa che a giugno è stato bloccato, più altre esigenze, penso ai ticket in sanità proprio che dovrebbero tornare all'inizio del 2014, per poter evitare questo aggravio di spese sulle spalle dei cittadini, di IMU, di IVA, di ticket sanitari, bisogna tagliare spese. Oggi si è visto che il governo può fare... I costi standard non sono tagliare spese, ma sono razionalizzare delle spese che rimarrebbero semplicemente pagando il giusto e non il folle. Pronto? Sì,
se lei applica dei costi standard farà proprio questo, farà pagare il giusto cose che oggi vengono pagate di più e quindi si spenderà di meno garantendo gli stessi servizi senza tagliare. Gaspari, perché non si fa? Lei fa parte di questo governo? Sì, perché deve essere assolutamente fatto anche attraverso le regioni e quindi sicuramente io credo che sia una giusta sollecitazione la vostra. L'attività del governo deve essere di stimolo e di controllo con le regioni. Lei sa che ci sono dei tavoli appositi presso il Ministero dell'Economia dove il Ministero della Sanità e le regioni sono chiamate a fare queste cose e poiché i ticket non devono essere aumentati si tratterà per l'appunto di seguire questa strada dei costi standard. Visto che ci risentiamo, io la prego da cittadino, non da conduttore televisivo, di volersi impegnare personalmente perché so che lei è uomo di parola, ci conosciamo da 20 anni. Su questo tema che è fondamentale. Un'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere. Sì, molto semplicemente, onorevole Gaspari, le chiedo, cosa che ho chiesto anche agli altri ospiti, non è che una delle priorità che dovete mettervi come obiettivo è quello di ricreare risparmio alle famiglie? Ma noi dobbiamo intanto evitare che le famiglie abbiano altre spese, non aumentare l'IVA, non pagare l'IMU sulla prima casa, vuol dire tutelare nei consumi primari e nella proprietà della prima casa proprio le famiglie che devono intanto per poter risparmiare di più e avere maggiori risorse non pagare dei consumi con costi più cari, quindi il blocco dell'aumento dell'IVA e la cancellazione dell'IMU sulla prima va in questa direzione. Ma sicuramente sì, ma per il rilancio, la mia affermazione è legata al rilancio. Per il rilancio c'è necessità che ci sia potere di spesa. Se non c'è un sistema di risparmio o che rimanga in tasca alle famiglie o agli utenti del denaro è difficile spendere, ha capito? La soluzione è una cura shock, come più volte abbiamo detto, che si basi sul taglio della spesa pubblica e il parallelo taglio delle tasse. Intanto, proprio per rispondere con concreti argomenti alla sua giusta sollecitazione, i fatti riguardanti l'IVA e l'IMU hanno un riflesso diretto sui bilanci delle famiglie. Allora, forse abbiamo perso la telefonata con Gaspari, che io ringrazio per essere intervenuto, che saluto, è un po' che non ci vediamo di persone, mi fa piacere averlo risentito. Ringrazio Emanuele Prataviera che è stato qui con noi. Grazie a voi. Quest'oggi, ringrazio Carlo Garoffolini che è tornato a trovarci, ringrazio per questa partnership che ci ha coinvolto per 6 mesi. Sì. Alberto e Franceschi, qui devo dire personalmente è stato davvero un piacere poter lavorare e collaborare e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci. Birra Lasco. Aggiusta la giornata. Birra Lasco, spirito creativo. Dormiflex.